Via Laghi a Tezze sul Brenta, al confine con il comune di Cittadella, qualche cittadino si è ingegnato riproponendo il limite dei 50 all'ora in modo artigianale sulla sede stradale. Questo è il limite di velocità, ma a quanto pare molti lo superano. Alla scritta vergata sull'asfalto si accompagnano alcuni gilet frangenti sui pali della luce e del telefono usati come potenziale deterrente. La segnalazione ci è arrivata da un residente rimasto colpito dalla striscia di incidenti stradali anche mortali avvenuti in Veneto negli ultimi giorni. Il rettilineo di Via Laghi è invitante per chi ha il piede un po' pesante, anche se il fondo stradale è parzialmente sconnesso. Dissuasori non ce ne sono, marciapiedi e piste ciclabili nemmeno. I cartelli stradali col limite, quelli veri, sono 3 su tutta la via e anche le segnalazioni inviate dal nostro telespettatore ai comuni di Tezze sul Brenta e Cittadella pare non abbiano sortito effetto. Al traffico leggero si aggiunge quello pesante dei mezzi diretti alla zona artigianale. E quando fra pochi giorni riprenderanno tutte le attività, il flusso dei veicoli sarà più intenso, a scapito di chi vorrebbe avere un minimo di sicurezza fuori dalla porta di casa.